Riparte il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Sora all'interno della sala consiliare del Comune per questa nuova sessione 2023-2024. I ragazzi eletti in rappresentanza degli alunni delle scuole secondarie di primo grado cittadine si sono ritrovati per procedere al passaggio di consegne tra il sindaco uscente Giulia Porretta e quello entrante Eleonora Bastardi, la proclamazione del nuovo vice sindaco Facchini e del presidente del Consiglio Comunale dei Ragazzi Emanuele Rotella. Innanzitutto volevo dire che questa esperienza è stata assolutamente un'esperienza fantastica che mi ha permesso di crescere innanzitutto come persona, ma anche come una cittadina attiva nella nostra Sora, nella nostra città. E infatti sono valori che credo molto, di cui ho cercato di renderne partecipe tutti gli altri membri del Consiglio. Infatti penso che proprio una cittadinanza attiva, quindi un valore aggiunto al potere anche dei giovani, sia una cosa magnifica che in una città può mostrarsi, e assolutamente i miei auguri adesso vanno alla nuova sindaca Eleonora Bastardi e sono fiduciosa che riuscirà ad adempiere il suo compito nel migliore dei modi. È stata un'esperienza magnifica l'indossare la fascia e questo primo consiglio del Comunale dei Ragazzi e ringrazio la sindaca uscente Giulia Porretta per il magnifico lavoro svolto e continuerò dal punto in cui lei ha terminato. Sarà un sindaco molto propositivo, ho già in mente alcune proposte che poi in collaborazione con il Consiglio Comunale e con i miei colleghi consiglieri riusciremo anche a realizzare. Fondamentale il lavoro del consigliere delegato alle politiche giovanili Francesco Monorchio e della consigliera delegata all'istruzione Francesca Di Vito, che con il sostegno e l'appoggio del primo cittadino Luca Di Stefano continuano a sostenere questo progetto di alto senso civico e responsabilità. Un'altra stagione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, grazie al consigliere Monorchio e alla consigliera Di Vito perché stanno facendo un grandissimo lavoro. Quest'anno avremo un nuovo baby sindaco che è Eleonora Bastardi, che ha già fatto un'esperienza nello scorso Consiglio Comunale dei Ragazzi. Ecco, c'è grande partecipazione, i ragazzi sono molto felici e li stiamo avvicinando un po' a una prima gestione della cosa pubblica. Quindi veramente è una grande soddisfazione per noi da giovani amministratori vedere che anche tanti ragazzi si approcciano in maniera favorevole alla pubblica amministrazione. Quindi continuiamo sotto questo profilo perché sta andando davvero bene. Una giornata importante perché questo progetto delle politiche giovanili sta continuando il suo percorso, lo abbiamo impostato nei giusti binari e adesso percorrerà la sua strada nel migliore dei modi. Abbiamo imparato molto dallo scorso anno a livello di impostazione, di programmazione, e quindi siamo pronti a raccoglierne i frutti per migliorare sempre di più quello che si fa poi concretamente in questa attività. I ragazzi sono molto motivati, hanno dimostrato già lo scorso anno di essere pronti a fornire le migliori idee possibili per ragazzi della loro età alla loro collettività, non soltanto giovanile ma anche della città tutta. Si pensi ad esempio ad alcuni progetti ambientali che ovviamente hanno valenza non soltanto per i ragazzi ma anche per i più grandi. Noi cercheremo di insegnare loro tutto ciò che è possibile insegnare, ma con la fortuna e la consapevolezza di poter essere anche noi i primi a poter apprendere qualcosa da questa esperienza. Riparte oggi il Consiglio Comunale dei Ragazzi, una grande e bella impresa per noi amministrazione, sempre vicini ai giovani. Colgo l'occasione per ringraziare e per dare l'in bocca al lupo alla nuova sindaca Eleonora Bastardi e a tutto il Consiglio Comunale dei Ragazzi che oggi si è insediato salutando i vecchi colleghi consiglieri. Un'esperienza che vivranno insieme a noi per far sì che le loro idee vengano accolte e non si sentano lasciati soli e abbandonati, ma con la consapevolezza che questa amministrazione è sempre accanto a loro, ai loro progetti e a tutto ciò che loro decidono e pensano di fare.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è fortemente sostenuto anche dalle dirigenti scolastiche dei 3 istituti comprensivi cittadini, perché può avvicinare i giovani alla politica, spesso malvista dai ragazzi, che invece saranno i cittadini del futuro. Come dirigente dell'Istituto Sora 2 sono fiera di salutare Giulia, che è stato per me un punto di riferimento come adulta, e questo per me è una cosa molto importante, perché negli discorsi che lei ha fatto mi sono riconosciuta e devo dire c'è una profondità e una conoscenza anche degli argomenti che rispecchiano la personalità di Giulia, che poi abbiamo anche assistito negli esami. E soprattutto ci siamo anche divertiti in Erasmus, quindi credo che abbiamo fatto un po' tutte le esperienze, sia professionali, culturali, ma anche di divertimento sicuramente, perché fa parte della vita dei ragazzi. L'istituto quindi potenzierà le ore di educazione civica con la presenza di professionisti all'interno delle aule, quindi saranno previsti interventi di avvocati, commercialisti e quant'altro che possano essere di aiuto e supporto. Abbiamo anche pensato all'area sanitaria per la conoscenza delle strutture, e tutte queste attività, il potenziamento nelle classi, sono realizzabili grazie al fatto che l'Istituto Sora 2 ha vinto un progetto a livello nazionale che io hashtag Sono Ambiente, che ha consentito alle classi di entrare anche nell'ambito della materia dell'ambiente, della sensibilizzazione all'argomento ambiente. Riteniamo che la cittadinanza e la conoscenza della cittadinanza sia fondamentale, e soprattutto l'acquisizione di competenze civiche, perché sono i cittadini del mondo, ma cittadini di Sora, cittadini del mondo e soprattutto i cittadini futuri. È un progetto validissimo, io mi complimento con l'amministrazione comunale di Sora, con le dirigenti, anche la dottoressa Petricca che mi ha preceduto, che hanno dato il via a questo progetto insieme a tutte le referenti, alle insegnanti. Mi sono particolarmente emozionata perché la sala consiliare fa sempre un certo effetto, dà proprio il senso dell'istituzione, e poi io credo fortemente nella politica, quindi penso che sia veramente opportuno per i ragazzi, soprattutto in questa fascia di età, avvicinarsi alla politica che per troppo tempo è stata vista con un'accezione negativa. La politica invece è una cosa seria, una cosa che va studiata, la maestra delle discipline, perché i ragazzi non solo imparano a comprendere il pensiero degli altri e a rispettarlo, ma soprattutto sviluppano il senso della collettività e del noi, quindi anche comprendono bene il ruolo che ognuno di loro ha all'interno di un gruppo e quindi all'interno della società, il ruolo e il peso che comporta il loro essere cittadini.